corso di trasmissioni che andranno in onda a partire dal 19 di febbraio. Io vi auguro una buona serata a tutti, vi lascio con l'amico Vince, tra l'altro grande artista, poi calabrese insomma. Grazie Paolo, un grande applauso che se lo merita. Lui è anche un personaggio, diciamo, molto popolare in Italia perché interpreta, diciamo, la nonnina calabrese, Carmeluzza Scasciata. Carminella Scasciata. Facciamo un applauso a quelli che hanno le cassette, sicuramente lo conosceranno. Adesso vorrei presentarvi la mia band che mi ha aiutato in tutti questi anni, saranno già 17 anni che suoniamo insieme con Giovanni Morabito, eccolo là, di Ardore Marina, Reggio Calabria. Mimì Pagliaro, Domenico Pagliaro, di Cosenza, Amantea, che bel paese di mare, Amantea. A me mi conoscete ormai, sono Vince, adesso mi chiamano Vince De Rosa, mi raccomando che abbiamo cambiato nome, Vince De Rosa e sono di Siderno Marina, Reggio Calabria. Ci manca stasera il chitarrista, purtroppo verrà un po' in ritardo che mio fratello lo conoscete pure lui, si chiama Cosimo. Comunque la prima canzone che vi voglio presentare stasera è la canzone che mi ha fatto ricevere quello che avete visto prima, cioè il disco d'oro, e si chiama Cori Calabresi. Iniziamo in un modo insolito stasera la serata perché in genere iniziamo con delle canzoni dolci, romantiche. Stasera a tutta birra con Cori Calabresi. Siete pronti per ballare? Andiamo in pista, facciamo vedere in Italia come si balla a Toronto. Su Calabrese chi ci posso fare? Su Cori Calabresi non posso cangiare. Girai tutto il mondo e non tu girai. Trovo un'altra terra bella come siamo spostati un po' dalla musica perché sennò non potremo sentire niente. E allora abbiamo qua chi gestisce questo locale che si chiama Casa Ricca. Casa Ricca, sì, e lo gestiamo io e un'altra mia appartenere che si chiama Liberato Zaffino. Perciò veramente il primo saluto che io vorrei mandare, prima cosa io vorrei ringraziare tutti voi che siete dall'Italia qui per favorire a noi. Grazie assai a tutti voi dall'Italia. La prima cosa voglio salutare le mie sorelle che ce ne ho due in Italia e poi voglio salutare i miei cognati che sono pure loro. Dove si trovano? Si trovano a Grotteria e Gioiosa Ionica. Allora le saluto a tutti quanti, Grotteria e Gioiosa Ionica. In un modo insolito stasera la serata perché in genere iniziamo con delle canzoni dolci, romantiche. Stasera a tutta birra con Cori Calabresi. Siete pronti per ballare? Andiamo in pista, facciamo vedere in Italia come si balla a Toronto. Su Calabrese chi ci posso fare? Su Cori Calabresi non posso cangiare.
oggi non posso cangiare. Partiamo mai per paesi assai lontani, tu trovi come scusa una figliola bella. E quanto andiamo insieme con Giovanni Morabito, eccolo là, direttore Marina Reggio Calabria. Mimì Pagliaro, Domenico Pagliaro, di Cosenza Amantea, che bel paese di mare, Amantea. A me mi conoscete ormai, sono Vince, adesso mi chiamano Vince De Rosa, mi raccomando, abbiamo cambiato nome, Vince De Rosa e sono di Siderno Marina, Reggio Calabria. Ci manca stasera il chitarrista, purtroppo verrà un po' in ritardo, che mio fratello lo conoscete pure lui, si chiama Cosimo. Comunque la prima canzone che vi voglio presentare stasera è la canzone che mi ha fatto ricevere quello che avete visto prima, cioè il disco d'oro, e si chiama Cuori Calabresi. Iniziamo di trasmissioni che andranno in onda a partire dal 19 di febbraio. Io vi auguro una buona serata a tutti, vi lascio con l'amico Vince, tra l'altro grande artista, poi calabrese insomma. Grazie Paolo, un grande applauso che se lo merita. Lui è anche un personaggio, diciamo, molto popolare in Italia perché interpreta, diciamo, la nonnina calabrese, Carmeluzza Scasciata. Carminella Scasciata. Facciamo un applauso, quelli che hanno le cassette sicuramente lo conosceranno. Adesso vorrei presentarvi la mia band che mi ha aiutato in tutti questi anni, saranno già 17 anni che suono.